Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi una partita del super grande maestro Vincent Keimer che prende in giro un maestro giocandogli A3 alla prima mossa. Ok, forse prendere in giro non è la definizione corretta, diciamo che questa partita è un Title Tuesday, un torneo che si gioca su chess.com, dove forse Keimer non voleva svelare le sue vere aperture perché è un grande teorico e magari vuole riservare le sue armi teoriche per i super tornei, però diciamo che A3 ha totalmente portato l'avversario fuori di teoria, ma in realtà la causa della vittoria del bianco sarà che un pedone è un pedone. Andiamo a vedere la partita. Il nero non aveva capito molto bene questo concetto, che un pedone è un pedone, tanto come il super grande maestro Vincent Keimer. Dopo A3 il nero gioca D5, anche E5 è interessante, A3 non è la fine del mondo, però è come se il bianco rinuncia al vantaggio del tratto e sta giocando come se fosse il nero. D5, cavallo F3, alfiere G4, questa mossa non mi piace molto, è come se fosse un Trompowsky. Il Trompowsky al contrario con D4, cavallo F6, alfiere G5, come se il nero avesse in più questa mossa. A me non piace molto questa mossa, però è contento il bianco. Secondo me anziché alfiere G4 si poteva giocare C5 giocando una partita di donna con colori invertiti, o non so, cavallo F6 anche più normale. Dopo alfiere G4 Keimer gioca D4, a questo punto il nero gioca cavallo D7, a me forse sembrava più naturale, non so, giocare E6, C6, un setup della semislava dove non si capisce bene a cosa serva A3. Il nero gioca cavallo D7 per giocare tipo un setup tipo gambetto di donna accettato, il bianco gioca E3. A questo punto si poteva provare a consolidare il pedone in più con B5, ma il nero gioca cavallo B6, cavallo D2 e 6. Ecco, qua è la prima volta, secondo me il bianco avrebbe dovuto giocare cavallo per C4, è la prima volta che il bianco trascura il concetto che un pedone è un pedone, il bianco gioca H3, e secondo me qua il nero avrebbe dovuto giocare alfiere per F3, perché no? E dopo cavallo per F3 si distrae un pochino, no, il cavallo dalla cattura di D5, il nero può sperare di avere buon gioco per via del pedone in più. Certo, il bianco potrebbe anche mettere l'alfiere in fianchetto, la coppia degli alfieri, il bianco a compenso, ma la posizione sarebbe complessa. Altre mosse potrebbero essere anche donna per F3, contro cui il nero potrebbe giocare donna D5 comunque, e su donna per D5 per D5 è più difficile per il bianco recuperare il pedone. La partita sarebbe stata a doppio taglio, il nero avrebbe materiale in più e il bianco avrebbe compenso per la coppia degli alfieri il centro. Il nero invece gioca alfiere H5, dopo cavallo per C4, ora il bianco sta un po' meglio. Ricordiamoci che questa è una partita a blitz dove Keimer non vuole giocare teorico, quindi gli errori sono anche scusati. Cavallo F6, B4, alfiere 7, alfiere B2. Qua era interessante anche giocare cavallo A5. Cavallo A5 è una mossa tipica che fa pressione su B7 ed è un po', questo cavallo è un po' una spina nel fianco per il nero, nel senso letterale del termine. Alfiere B2, arrocco, cavallo E5 centralizzando il cavallo, cavallo FD7, cavallo D3, il bianco ha un pochino più di spazio grazie alla catena di pedoni centrali, quindi non vuole cambiare pezzi leggeri, non vuole cambiare cavalli. Il nero gioca cavallo C4, alfiere C3, A5, assaltando l'ala di donna del bianco, il bianco continua lo sviluppo perché è un po' indietro, cavallo B6. Il nero gioca una manovra, cavallo D5, per provare ad assediare questo alfiere, il bianco ignora, continua a svilupparsi, cavallo D5. Il bianco si lascia cambiare l'alfiere perché in realtà tutti i pedoni fissati sul nero, non esattamente fissati, tutti i pedoni diciamo che si trovano su case nere, e sarà difficile, non sono fissati ma sarà difficile muoverli sul bianco senza creare debolezze, quindi il bianco dice lasciamoci cambiare l'alfiere cattivo. Il nero gioca cavallo D6, il bianco gioca cavallo F4. Ecco, e qua siamo al momento della verità. Il materiale è pari, il bianco attacca il pedone in A5 ora in modo molto efficace, qua il nero avrebbe dovuto giocare alfiere per F3, dopo alfiere per F3 o A per B4 o C6 difendendo il pedone A. Con posizione pari, forse il bianco avrebbe un minimo vantaggio di spazio perché ha un po' più di spazio
un po' più di centro, ma ci sono gli alfieri contrari. Il nero ha una struttura solida, il nero potrebbe prendere in B4, dove il bianco avrebbe un pedone isolato. Più o meno la partita sarà pari. Invece il nero gioca una follia, gioca alfiere G6 e il bianco gioca cavallo per G6, H per G6, B per A5 e il bianco ha un pedone in più, doppiato ma in più. Quindi ora il bianco si porta in vantaggio di materiale e sarà difficile per il nero trovare compenso. Questo pedone può essere debole ma potrà essere usato anche come ariete da sfondamento e notiamo che in realtà anche i pedoni C7 e B7 sono potenziali debolezze perché si trovano su colonne aperte, sono attaccabili, su uno dei due avanza, l'altro pedone diventerà un pedone arretrato su colonna aperta. Ora il nero anticipa le idee del bianco e gioca C6 perché se no il bianco comunque avrebbe messo la torre da F1 in C1 e avrebbe comunque forzato il nero a giocare C6, C6 attacca il pedone in A5, ma ecco, l'idea del nero è catturare il pedone in più, ma ecco che il bianco usa il pedone in più per sfondare la catena pedonale nemica, si attacca alla base della catena A6, il pedone vende cara la pelle e vuole deviare, vuole eliminare il pedone difensore di C6, quindi dopo B per A6 il pedone in C6 è condannato. Il bianco avrebbe potuto prendere questo pedone subito, ma aspetta, gioca cavallo E5 perché non perché vuole rinunciare a un sano pedone in più, ma perché il pedone non scappa e quindi il bianco ne approfitta per attivare anche il cavallo. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Il nero non può fare nulla, gioca alfiere F6 per provare ad attivare l'alfiere che in realtà attivo non è perché il pedone in D4 lo chiude. Cavallo per C6, ora il bianco ha una posizione dominante. Donna D6, torre C1. Ora vediamo la posizione. Il bianco, il pedone in più del bianco cosa gli assicura? Gli assicura di vincere tutti i finali di pedoni se si cambiassero tutti i pezzi leggeri e pesanti. In più dà più spazio al centro, controlla importanti caselle e restringe i pezzi nemici che non hanno diagonali aperte. Questo alfiere, questa diagonale è chiusa da questo pedone, mentre il bianco avrà una portentosa diagonale. In più A6 è debole, è attaccabile. In più i pezzi bianchi sono attivi, il cavallo in C6 è tremendamente attivo e se il nero provasse a cambiare i pezzi comunque si avvicinerebbe a un finale inesorabilmente vincente per il bianco. Vediamo cosa è successo. Il nero ha giocato cavallo B5 e donna A5, creando pressione sul cavallo, sul pedone. Torre C8, ora il bianco gioca A4, attaccando il cavallo. A questo punto il cavallo si sposta, il nero gioca cavallo D6, tutti i pezzi sono ristretti. Era possibile catturare in C6, cosa sarebbe successo in questo caso? Beh, il bianco avrebbe vari modi per ottenere un vantaggio immenso. Per esempio, come avrebbe potuto continuare il bianco in questa posizione? Per esempio, un modo sicuro per ottenere vantaggio, senza stare lì a calcolare chissà cosa, un vantaggio molto grande sarebbe potuto essere A per B5. Perché? Perché si minaccia la torre, dopo torre per C1, il pedone è inchiodato e il bianco potrà giocare poi B per A6 e ottenere un altro pedone in più, con un grandissimo vantaggio. Torniamo indietro, il bianco aveva anche un altro modo di giocare estremamente interessante dopo torre per C6. In che altro modo avrebbe potuto giocare il bianco, il primo giocatore in questa posizione? C'era un'altra idea che mi piace tantissimo, come avrebbe potuto giocare anche il bianco avrebbe potuto anche giocare in modo più forzante, avrebbe potuto prendere primi in C6. Donna per C6, adesso secondo me c'è una mossa molto forte, beh, a parte che c'è sempre A per B5, A per B5 mi piace tantissimo perché si guadagna il secondo pedone, questa è la continuazione sicura, no? Perché non si può prendere in B5 perché c'è dietro la torre e se la donna si sposta per esempio attaccando non solo alfiere, il bianco può giocare alfiere F3 e comunque c'è un attacco simultaneo. A per B5 perde comunque la torre, il bianco vince, se la torre si sposta, qua sia con B6 sia con B per A6 il bianco vincerà alla lunga, anche B6 no? Vince. Poi B7, donna per A6, il nero è perduto. Nemmeno alfiere D8 aiuta perché il bianco prende in A7 e poi va a donna, terribile. In più, allora, secondo me,
Qua converrebbe giocare questa cosa, si guadagna il secondo pedone, si smette di calcolare, perché complicarsi la vita. No, in più un'altra continuazione promettente per il bianco che si potrebbe comunque investigare, potrebbe essere inserire la mossa intermedia alfiere F3, no? Questa potrebbe essere un'altra idea interessante, che dovrebbe funzionare, anche se attacca la donna, dietro c'è la torre, su donna C8 si prende prima la torre poi il cavallo, e su donna C3 si può cambiare le donne e prendere la torre, e su donna C7, ok, su donna per C7, cavallo per C7 difende la torre in A8, dopodiché il bianco starebbe sempre meglio in un finale con due pezzi contro la torre, ma sarebbe più difficile da dimostrare. Si può semplicemente prendere in B5 anche qui, il pedone in A è sempre inchiodato e dopo presa, il bianco vince sempre, no? Perché ha troppi pedoni, no? In questo finale, qua il pedone in A è inchiodato, si attacca alla torre, e poi il bianco vince, non so, anche avanzando il pedone, no? Torre via, B7, torre D8, e qua è probabile che con questo pedone, un pedone in più nell'ala di re, il bianco alla fine vinca. Quindi in questa posizione, dopo 4 il nero non ha preso in C6, ha giocato cavallo D6, ora alfiere F3. Questo è il principio della fine, ora si creano potenziali attacchi raggi X su questa diagonale, e qua il nero ha giocato torre C7, pensando che sia una mossa intelligente, però è che ormai il nero ha una partita persa e torre C7 non fa altro che accelerare la sconfitta. E ora, mossa vincente del bianco, attacco di scoperta con scacco, non scacco di scoperta, attacco di scoperta con scacco. Ecco qua, cavallo E7, punto esclamativo. Si immola un cavallo, 3 punti di materiale per aprire la colonna C e attaccare 2 volte la torre che è difesa una volta. Dopo una presa in E7 in qualunque modo, torre per C7, il bianco cattura la torre, qui tra l'altro catturerà anche in A8. Ha un pedone in più, la qualità in più, la seconda qualità in più presto, e il nero si arrende e perde la partita. Una vittoria schiacciante di Keymer, una vittoria schiacciante iniziando con 1-3, ma secondo me, ok, in apertura sono successe varie cose, è stata con valutazione alterna l'apertura, secondo me la vera chiave della vittoria di Keymer è stata che un pedone è un pedone, un concetto che aveva capito meglio che il suo avversario. Ci vediamo presto con altre partite commentate, alla prossima amici!